Un Giro d'Italia finito con una grande sorpresa, possiamo dire, perché Simon Yates sembrava ormai tagliato fuori, invece è riuscito a pescare il jolly, o meglio, è riuscito a fare una grande impresa lui e la squadra che è stata veramente straordinaria. Un'impresa che è stata anche una redenzione per lui. Ma sai, a volte no, quello che il destino ti toglie tante volte te lo restituisce e quindi lì 7 anni fa lui perse un Giro d'Italia, aveva la maglia rosa, arrivò con 38 minuti di ritardo e qui è andato a vincersi un Giro d'Italia e quindi bravo Simon. Criterium? Beh, sai, bello, no? È una grande festa, è la 22esima tappa del Giro ed è bello perché comunque ritorniamo ai fasti di un tempo, nel senso che una volta c'erano questi circuiti e sono il modo migliore per entrare in contatto con gli appassionati e soprattutto per loro è un modo per vedere da vicino i protagonisti del Giro d'Italia.